Documento dei sindaci dei capoluoghi veneti al governo, 19 proposte per dare ai comuni strumenti di aiuto a famiglie e imprese, oltre 200 milioni persi, 10 milioni di mancati introiti a Treviso. Sono passati 2 mesi esatti dall'esplosione del primo focolaio di Vo, a preoccupare adesso è anche l'economia, i dati diffusi oggi da Confindustria sono drammatici. Non si ferma il fiume di richieste per i prestiti garantiti dallo Stato, ma le banche registrano anche un dato che fa onore all'imprenditoria di Marca. Regionali in autunno, Zaia attacca, le nostre osservazioni non sono state prese in considerazione nel decreto approvato dal governo. Fa discutere anche l'app per tracciare il contagio, Zaia ribadisce necessaria, il Premier Conte in Senato assicura non sarà obbligatoria ma su base volontaria. L'assicuratore rifiuta di sospendere la polizza auto causa fermo per coronavirus. Il cliente devasta a sprangate il suo ufficio e poi lo aggredisce, protagonista un 28enne di Pollina. Un gesto di solidarietà che ha commosso gli stessi volontari del Banco Alimentare è quello della Questura di Treviso, alimenti e prodotti per le famiglie in difficoltà a causa virus. Torna a rivivere il commercio all'isola della Pescheria, a Treviso dove questa mattina ha riaperto il mercato del pesce, soddisfazione di operatori e clienti. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano come sempre la contabilità del contagio da coronavirus. Il bollettino di oggi diramato da Regione Veneto con azienda zero parla di 277 nuovi contagi nelle 24 ore. Siamo a 10.077 casi attualmente positivi, 16.404 dall'inizio dell'emergenza. 11.059 i soggetti in isolamento domiciliare. I decessi registrati sono stati 33, di questi 2 al Cafoncello di Treviso. Treviso che registra un aumento di 26 casi, uno dei più contenuti della giornata. Per quanto concerne i dati generali sono 177 i posti occupati in terapia intensiva nelle terapie intensive del Veneto, quindi continuano a diminuire, così come continuano a calare i ricoveri in area non critica. Siamo a 1230, meno 43 nelle ultime 24 ore, quindi il trend continua a essere di progressiva diminuzione, anche se i numeri del contagio sono abbastanza evidenti e consistenti. Quella di oggi è stata una giornata contrassegnata sul fronte politico dal documento unitario dei sindaci dei capoluoghi veneti, documento che è stato trasmesso al governo, 19 proposte tecniche per fornire gli strumenti ai comuni per dare ossigeno a famiglie e imprese, ma facciamo il punto nel servizio di apertura. Mancati introiti, mancate tasse, mancato, previsione dopo 44 giorni il comune di Treviso ha perso 10 milioni. Padova è 30 milioni senza calcolare partecipate, solo amministrazione comunale, 30 milioni. Comune di Venezia, battiamo tutti, abbiamo per adesso un buco assolutamente certificato, si può dire, di 115 milioni, solo il comune senza le mancanze IMU e senza le partecipate. Quello che alla CTV siamo sotto di 80-100 milioni. E poi Verona, 50 milioni, 20 Vicenza, importi inferiori ma proporzionalmente elevati per Belluno e Rovigo. Prime stime approssimative delle perdite di gettito per i comuni capoluogo del Veneto dopo un mese e mezzo di lockdown. E questo mentre gli enti locali sono chiamati a sostenere famiglie e attività che devono ripartire. Sindaci virtualmente riuniti in videoconferenza per presentare il documento che nelle prossime ore sarà inviato al governo, con 19 richieste e del quale il relatore è stato proprio Conte, in veste anche di presidente dell'ANCI. Abbiamo raccolto le istanze dei nostri territori, li abbiamo messi neri su bianco e li poniamo al nostro governo. Quindi con uno spirito assolutamente costruttivo portiamo delle proposte che parlano di accertamento convenzionale dell'IMUS, anticipazione della liquidità, esclusione della TASI e della TARIP, esclusione dell'imposta della pubblicità e così via. Tante proposte, 19, molto tecniche, che però vogliono essere un contributo attivo
alla ripartenza della nostra regione, dei nostri territori, delle nostre comunità. Il governo ha destinato ai comuni oltre 3 miliardi di euro per ripianare le mancate entrate, ma va considerato solo un primo passo, dice Conte. Dovrebbero liberarsi dal patto di stabilità, per cui questo sarebbe una cosa importante. Se ci libera il patto di stabilità possiamo fare debiti per i prossimi 10-15 anni. Però se il governo ha le cosiddette palle, secondo me, riesce a darci questo sistema, oppure abbiamo bisogno veramente di tanti soldi. Noi abbiamo la necessità di avere gli strumenti in mano per poter operare. La burocrazia italiana oggi opprime le imprese, opprime i cittadini, opprime gli stessi comuni. La lotta alla burocrazia o la facciamo adesso o non la facciamo mai più. Perché i comuni avranno un ruolo fondamentale nella fase 2, in cui, sottolinea il vicentino Rucco, bisognerà avere un occhio di riguardo anche all'ordine pubblico. Questo tavolo nasce perché le esigenze del Veneto, delle città del Veneto, che è stata tra le prime regioni a entrare in zona rossa, hanno una specificità e hanno un peso e hanno un costo. E su questo noi abbiamo voluto far fronte comune, perché rispettiamo le esigenze di tutti, ma oggi le esigenze che più rispettiamo sono quelle dei nostri cittadini. E sono passati esattamente 60 giorni dall'esplosione del primo focolaio a Vo Euganeo, 60 giorni di emergenza, lutti, impegno. Nell'informativa al Senato oggi il Premier Conte ha parlato di non meno di 50 miliardi da stanziare nel nuovo decreto, ma i dati diffusi oggi da Confindustria Veneto sono davvero drammatici. Dall'emergenza alla ripartenza, dal pericolo scampato solo per poco dell'overbooking nelle terapie intensive al rischio di un crollo economico senza precedenti, sono stati 2 mesi drammatici per il Veneto che il nostro gruppo editoriale vi ha sempre raccontato in tempo reale. 60 giorni che sembrano anni, oltre 1.100 le vittime, più di 16.000 i contagiati, e non è finita, visto che l'Osservatorio Nazionale sulla Salute prevede il contagio zero in Veneto solo il 21 maggio. Ma se una cosa ci ha insegnato questo virus è che non ci sono certezze. Emergenza sanitaria che in queste settimane è diventata sempre più economica, come dimostrano i dati di Confindustria Veneto e Fondazione Nord-Est. A marzo il fatturato delle aziende è crollato del 30%, stessa percentuale per le ore lavorate. Certo, si tratta di una media. Oltre il 34% delle aziende infatti è rimasta chiusa nei primi 15 giorni di aprile, il 33% parzialmente chiusa, il restante, 1 su 3, attiva. L'86% comunque accusa un rallentamento della domanda di beni e di servizi, oltre la metà vede nel brevissimo termine un'erosione ulteriore del fatturato. Quasi tutti parlano di un marzo nerissimo. Di certo nulla sarà come prima, nemmeno per il mondo produttivo, come ha fatto intendere il Premier Conte nell'informativa di poco fa al Senato. I motori del Paese devono riavviarsi, ma questo riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato, articolato, che comporti una revisione dei modelli organizzativi di lavoro, delle modalità del trasporto pubblico ma anche privato, di tutte le attività connesse. Ed è proprio guardando al futuro anche immediato che tra gli imprenditori c'è una grande sfiducia, complice il giudizio negativo sugli strumenti finora messi in campo dal governo, inadeguati per il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, che da giorni chiede la riapertura anticipata soprattutto di alcune filiere come moda e sport system. Ma le parole di Conte sembrano frenare questa richiesta. Stiamo elaborando un programma di progressive aperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali, tenendo però sotto controllo la curva del contagio. Questo è molto importante. E ora torniamo al tema dei prestiti garantiti dallo Stato a sostegno delle imprese. Non si ferma il fiume di richieste che arrivano alle banche del territorio, che però registrano anche un altro dato che fa davvero onore a tutta l'imprenditoria di Marca. A fronte di quelle che erano il totale delle ricevute bancarie in scadenza in Banca della Marca, l'80% è stato pagato. Che cosa significa per chi non ne capisce di banca? Che siamo su un territorio sano con gente sana. È un dato che, oltre a fare onore alla nostra imprenditoria, dà il segno della serietà dei nostri territori, che comunque devono far fronte al disastro economico derivato da questi 2 mesi di contagio. Ecco perché da ieri le banche sono letteralmente travolte dalle richieste di prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato. Le richieste sono tante, abbiamo circa ad oggi 1.000 richieste
per i prestiti sotto i 25.000 euro, di cui 60-70 arrivate solo questa mattina. Discorso al momento diverso per i prestiti di importo superiore per aziende di maggiori dimensioni. Teniamo conto che oltre alle 1.000 domande sotto i 25.000 euro già pervenute, abbiamo anche altre 500 domande circa superiori ai 25.000 euro. Da tutti la domanda più frequente riguarda i tempi per avere i soldi in conto, che è legata alla lavorazione delle pratiche, che sono tutt'altro che brevi. Questo lo stiamo cercando di quantificare anche noi, perché come ho detto, in base alle mole di domande, mole tempo per lavorare, insomma la settimana e 10 giorni sono sicuramente necessari. E proprio perché c'è serietà nelle nostre aziende, che soprattutto i crediti cooperativi hanno anticipato alcune misure per attenuare l'impatto economico derivante dal fermo totale delle imprese. Tutti interventi per evitare che la crisi economica apra le porte ai soldi sporchi delle mafie. Bisogna a breve riaprire le aziende, pur con rispetto di quella che è la sicurezza, perché viene prima di tutto. Bisogna comunque che le banche, ma lo Stato, aiutino realmente le imprese e non solo a parole. E Zaia oggi nella consueta conferenza stampa è tornato su due questioni molto calde. La prima relativa all'app, sulla tracciabilità, sulla geolocalizzazione del contagio, e poi sulla data delle elezioni regionali. Sono stati fatidici 70 giorni, no? La curva sale, arriva al picco e va giù, ma poi tutti hanno deciso di attivare la fase ovviamente della convivenza, al punto tale, ve la liquido con una battuta, che il 15 aprile la Corea è andata al voto. Parlando dei 70 giorni durante i quali l'andamento dell'epidemia si è sviluppato nei primi paesi in cui il virus si è presentato, il presidente del Veneto con una battuta introduce il tema delle elezioni dopo che il Consiglio dei Ministri ha fissato la finestra per il voto con un'unica data per regionali e amministrative tra metà settembre e metà dicembre. Argomento sul quale Zaia torna poco dopo, spiegando come ai governatori che andranno al rinnovo fosse arrivata formalmente una bozza del decreto sulla quale avevano presentato le loro osservazioni. Ha condiviso il periodo che era quello del 5-6 luglio fino al 15 settembre. Era una convocazione delle urne solo per le regioni. Abbiamo chiesto, uno, di fare in 2 giorni le elezioni, quindi metterci anche lunedì fino alle ore 15. Prima richiesta che abbiamo fatto. Secondo, abbiamo chiesto di far votare anche i nostri cittadini che sono all'estero nei consolati. Punto. Sono andati in Consiglio dei Ministri e ne è uscita una roba che non c'entra niente con quella che ci hanno chiesto di osservare. Spero che qualcuno abbia il buon gusto di informare, lo facciamo anche noi, da parte del governo, di informare il Capo dello Stato che quel provvedimento non è stato assolutamente quello approvato, minimamente condiviso con le regioni. Ma c'è anche un altro tema che in queste ore sta facendo discutere ed è quello dell'app per intercettare i contatti di cittadini positivi. Zaia ha voluto spiegare ancora più dettagliatamente il funzionamento, facendo l'esempio di 2 viaggiatori, uno del nord e un altro del sud, che si incontrano casualmente in un bar e iniziano a chiacchierare per un tempo di almeno 15 minuti, stando a meno di 2 metri di distanza. Sono i 2 elementi che le applicazioni hanno: distanza inferiore di 2 metri tra i 2 conversanti e più di 15 minuti di conversazione. I 2 telefonini che avranno le applicazioni scaricate dialogano tra di loro e registrano il contatto. Una volta rientrato a casa, uno dei 2 viene trovato positivo, sintomatico e ricoverato in ospedale. I medici in questo sono in Corea, i medici che sanno che c'è l'applicazione chiedono di vedere i contatti di quel telefonino, chiamano subito uno dei 2, quello che in teoria è sano, e gli dico: fai a farti subito un tampone in una struttura ospedaliera perché tu hai avuto un contatto con un positivo. Un'app che ha suscitato molte polemiche sul tema privacy. Sono giuste le questioni che si pongono rispetto alla privacy. Non è un obbligo di legge, Cioè, vorrei anche aggiungere che forse se abbiamo un aspetto negativo in Veneto è che noi non l'abbiamo fatta l'applicazione. Cioè noi non ce l'abbiamo, perché abbiamo sempre detto se ci sarà a livello nazionale. Non sto promuovendo applicazioni altrove, vi dico che così funziona l'applicazione, senza bisogna aspettare sulla porta dell'ospedale che arrivi qualcuno di ammalato. Punto.
L'importanza dell'app è stata ribadita anche dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri senza troppi giri di parole. L'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice, spiega. Le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà. E sul tema della app è tornato il Premier Conte nel corso dell'informativa al Senato. Non sarà obbligatoria. Questa applicazione, lo dico chiaramente, sarà offerta su base volontaria, non su base obbligatoria. Faremo in modo che che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni di movimenti o altri pregiudizi. Queste quindi le parole pronunciate dal Premier in Senato. L'opinione pubblica, anche trevigiana, sul tema si divide. Siamo già parecchio monitorati in tutti i momenti. Questa qua mi sembra ancora più eccessiva. Sarei contraria. Non è che mi ispiri molto sta cosa. A me non piace, ce n'è già troppo sui telefoni, vero? L'idea non è che mi piaccia molto, vorrei saperne di più, ecco. Immune forse, ma non alle polemiche e alle perplessità, la nuova app Immuni allo studio del governo per tracciare i movimenti delle persone nella fase 2 e che lo stesso governatore Zaia ritiene indispensabile per isolare i focolai. Tra favorevoli, contrari e cauti è quest'ultima categoria la più diffusa tra i trevigiani, che finora hanno rispettato per la stragrande maggioranza prescrizioni e divieti, ma la privacy per molti è sacra. Finché non giustificano soltanto un sapere dove vai e dove non vai, penso che non sia giusto questo qua. Poi per quanto riguarda la salute va bene, se è soltanto per la salute va benissimo. C'è poi chi si dice favorevole, guardando anche alla fattibilità dell'operazione. Che cosa ne pensa dell'app che il governo ci vuole far installare per controllare le persone che si spostano? È interessante, però secondo me è complicata. Complicata perché bisogna sempre tenere il Bluetooth inserito, perché se uno stacca il Bluetooth non c'è il collegamento. È un di più, qualcosa che serve di più, se si può fare si fa. È giusto perché per tutelarci, però non so. Nel partito del sì anche questa ragazza che lavora nel settore della telefonia. In realtà penso che sia una cosa utile. Lavorando poi nella telefonia sicuramente sarebbe un modo per poter capirne di più, riuscire a proteggersi di più. Insomma, non ci sarebbero rischi, o perlomeno non di più di quanti già ne corriamo. In realtà no, perché attualmente noi già il trattamento dei dati personali l'abbiamo dato per tantissime applicazioni, tra Facebook e altro, questa almeno è una cosa utile. E torniamo alla questione sanitaria, perché oggi a Marghera è stata annunciata dal professor Crisanti la nuova fase del progetto su Vo Euganeo. Durerà circa 6 mesi, poi si avranno tutte quelle risposte ai molti dubbi su questo virus mutevole. Progetto Vo, fase 3. Nel corso del punto stampa quotidiano del governatore Zaia, il virologo professor Crisanti ha annunciato il nuovo studio che partirà con tutta probabilità il 25 aprile e che ha una grande ambizione: capire cosa succede quando il virus si trasmette da una persona all'altra. L'obiettivo di dare risposta a tutta una serie di domande che ancora non hanno trovato risposta, in modo particolare il ruolo degli anticorpi nella protezione, il ruolo delle mutazioni del virus nel determinare la virulenza e la genetica umana nel determinare se una persona si ammala in una forma grave o in una forma lieve. Diciamo questo, quindi verranno fatti dei campionamenti per prelevare il sangue a queste persone, verranno testati gli anticorpi e verrà fatto il sequenziamento generico del genoma di queste persone. Questo permetterebbe di identificare chi è potenzialmente resistente o molto suscettibile al virus e dare risposte a molti dubbi, come ad esempio il fatto che nel cluster ci siano 7 persone positive da circa 8 settimane. La popolazione di Vo ci permette di contestualizzare i risultati e cercare di capire se determinate risposte si associano per esempio alla protezione o meno. Ci permette di capire se determinate persone perché si sono ammalate o altre perché non si sono ammalate. Noi abbiamo nuclei familiari in cui ci stanno 3 persone ammalate e una che non era ammalata. Allora noi siamo interessati a capire ma perché questa non si è ammalata. Uno di voi ha detto ma ci sono persone che sono positive da 50 o più giorni.
Ecco, noi vogliamo capire perché queste persone rimangono positive, che cosa le differenzia dall'altri. È il virus che è differente o sono le persone che sono differenti? Il nuovo studio, circa 2 milioni di euro e una durata di 6 mesi, darà risposte anche su quelle che saranno le soluzioni migliori da adottare per proteggersi. Può dare una risposta se effettivamente un vaccino ha senso o meno, tanto per iniziare, quindi ci mettiamo l'anima in pace oppure invece investiamo più sforzi, tanto per fare un esempio. Oppure questo studio ci può dire di guardare a particolari geni in una persona per vedere se questa persona è più predisposta a sviluppare una malattia grave piuttosto che un'altra, quindi chiaramente può entrare in un percorso terapeutico completamente diverso. Fondamentale la collaborazione dei cittadini. Alla popolazione di Po va il mio ringraziamento e anche al sindaco perché hanno capito l'importanza sociale di questa cosa. Loro in questo momento stanno dando qualcosa di fatto all'Italia. La cronaca avrebbe chiesto di sospendere l'assicurazione dell'auto causa fermo contagio e alla risposta negativa ha preso a sprangate l'assicuratore. Protagonista un 28enne di Follina che ieri ha mandato all'ospedale l'agente di zona dopo avergli pure tamponato l'auto. Il giovane incensurato, disoccupato e seguito dal centro di salute mentale avrebbe prima telefonato chiedendo l'immediata sospensione della polizza. Stando a quanto dichiarato dall'aggredito, la risposta non sarebbe stata subito negativa, ma l'agente avrebbe chiesto del tempo per istruire la pratica. Da lì sarebbe scattata la violenza del 28enne che si è presentato negli uffici con una spranga iniziando a devastare tutto. Alla vista della gente l'avrebbe aggredito procurandogli lesioni con una prognosi di 30 giorni di ricovero. Anche il giovane è finito all'ospedale di Conegliano a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio effettuato dal personale medico assistito dai carabinieri della stazione giunto subito sul posto. Ma ci sono anche i gesti di solidarietà, come quello della questura di Treviso nei confronti del banco alimentare. Sono stati sicuramente molto gentili e è stata un'emozione perché di solito non si va a pensare che la Polizia di Stato faccia una raccolta di generi alimentari per le persone più bisognose. È molto piacere e mi ha comunque reso orgogliosa una volta in più, sia come Croce Rossa per quello che facciamo, sia anche come cittadina. Generosi 2 volte, perché nonostante siano impegnati nell'emergenza da 2 mesi, sempre in trincea, sempre in prima linea, non si sono dimenticati dei più fragili e così agenti della Questura di Treviso hanno consegnato in mattinata al banco alimentare associato alla Croce Rossa generi alimentari e prodotti per l'igiene, rispondendo a un appello dei volontari e sostenuto dalla nostra Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Destinatarie saranno tutte quelle famiglie che a causa del virus non riescono ad arrivare alla fine del mese. Una povertà che sta cambiando volto, come tocca con mano quotidianamente anche Mirella. Il problema è che la povera gente adesso è aumentata. Povera gente sono diventati commercianti, piccoli imprenditori, piccoli industriali. Una mappa della necessità in evoluzione dove non c'è spazio per intenti poco nobili. Il messaggio è chiaro. Però ci sono anche i furbetti. Io di quelli proprio non ne voglio sapere. Controllo con sorpresa a San Biagio di Callalta. È incappato nel posto di blocco per i controlli anti-Covid-19, ma i suoi guai erano appena iniziati e con il coronavirus c'entravano poco. Lui è un 23enne di San Biagio di Callalta che alle 2 di stanotte non si è fermato all'ALT intimato dai carabinieri di Spresiano. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche e 2 pattuglie sono riuscite a bloccarlo a San Biagio. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo e all'interno dell'auto sono stati trovati una roncola e un bilancino di precisione detenuti senza un apparente motivo. È scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid. Solo qualche ora prima, in zona Castagnole e sempre durante i controlli antivirus, l'inseguimento di una volante della polizia alle calcagna di un'auto che non si era fermata. Dentro un ragazzo 20enne di Montebelluna che non aveva mai conseguito la patente, al volante peraltro di un'auto senza assicurazione. Anche per lui denuncia e maximulta. Per noi invece c'è la pubblicità dopo. Di nuovo in studio per andare insieme a Treviso, in centro, perché è tornato a rivivere il commercio all'isola della Pescheria, dove questa mattina ha riaperto il mercato del pesce. I clienti ci aspettavano, erano qua che non vedevamo l'ora che arrivassimo. Dopo i mercati settimanali in centro e nei quartieri, riaperto anche quello del pesce in Pescheria.
Clienti alla spicciolata per comprare finalmente del pesce fresco. Pesce nostrano, pesce locale, sogliole, branzini, orate, e anche capesante, veraci. Sì, un po' di tutto. Ho comprato un po' di tutto perché mi faceva tanta voglia il pesce. Gamberi, persico, salmone per oggi. Poi nei prossimi giorni farò il resto. No, quella è scorta. Io 2 giorni me la mangio, è finita. Che volevo un po' di pesce fresco, quindi che è difficile trovarlo al supermercato e sono venuto qui che solitamente faccio spesa qui. Sono felice. Ho preso del merluzzo, dei gamberi, delle cose così. In mancanza delle consuete bancarelle ci si è arrangiati in questo periodo come si poteva. Tonno riscatto. Tonno di scatto, buono, molto buono, il migliore, però sempre tonno di scatto. Non ho mai mangiato pesce, ho provato con qualche scatoletta di tonno ma non mi va. E quindi ho detto vabbè, aspettiamo, tanto ormai il tempo della pazienza è questo e quindi cerchiamo di avere pazienza. Riapertura attesa dunque, sia per fare compere che per vedere un po' di movimento. Beh, siamo contenti, meglio che il supermercato, dai. Come primo giorno di apertura pensavamo anche peggio, diti la verità, pensavamo peggio, qualcosa abbiamo fatto, dai, noi essendo tutto chiuso ancora. Il commercio comincia a rivivere ma non per tutti, come spiega il titolare della vicina osteria. Con mio grande rammarico guardo dall'esterno tutti questi eventi, per me ci sarà ancora del tempo da aspettare. Nessun assembramento sotto l'occhio vigile della Protezione Civile. Consigliamo e cerchiamo di essere ligi e le consegne ci sono state date. C'è chi però è arrivato troppo tardi per trovare il pesce che voleva. Passeranno i prossimi giorni, ormai sono aperti, per cui passeranno i prossimi giorni. Anche così si torna alla normalità e sono in corso in queste ore le ricerche di una cittadina del comune di Follina scomparsa dalla giornata di ieri, lunedì 20 aprile. La donna Angiolina Dalmoro, 56 anni, uscita di casa verso mezzogiorno senza fare più ritorno o dare notizia di sé. Al momento della scomparsa Angiolina era vestita di bianco. La donna era solita allontanarsi in sella alla sua bicicletta blu con 2 cestini, uno davanti e uno dietro, per raggiungere la stazione dei bus e salire su uno dei mezzi, ma in questo caso non vi è certezza che abbia fatto lo stesso iter di sempre. Le ricerche della signora sono coordinate dai carabinieri, dai vigili del fuoco di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, che si stanno muovendo anche con l'ausilio dell'elicottero. Le forze dell'ordine chiedono, in caso di avvistamento della signora, di contattare il 112 oppure il numero del comando dei carabinieri di Cison 0438 97 51 10. Lo ripeto, 0438 97 51 10. Sempre per la cronaca, ora andiamo a Jesolo, dove la scorsa notte un uomo è morto nel rogo della sua abitazione. Hanno trovato la causa dell'incendio, che dovrebbe essere dovuta a una sigaretta dell'inquilino, del proprietario inquilino che risiedeva nell'appartamento sopra al secondo piano. Morire per una sigaretta lasciata accesa. Con tutta probabilità è stato questo il tragico destino di Lino Rossetto, 65 anni, che viveva in questo condominio di via Mameli a Jesolo Lido, quasi all'entrata di Piazza Drago. La zona, per chi frequentava la spiaggia fino a metà degli anni 90, è dove sorgeva la storica discoteca Alla Villa, oggi diventata un nugolo di condomini, in parte residenze, in parte seconde case. E Lino Rossetto viveva qui da molti anni, anche se con poche frequentazioni con i vicini. Ed è stato uno di questi a chiamare i soccorsi la notte appena trascorsa. Alle 2 del mattino ho sentito un rumore della parella cadendo giù e dopodiché ho sentito anche l'odore del fumo. E mi sono andato fuori dall'appartamento per le scale e mi sono accorto subito che l'appartamento del signore ha preso fuoco. Senta, ma viveva da solo questa persona? Sì. Una persona molto riservata poi, tra l'altro. Sì, molto riservata. I vigili del fuoco sono entrati forzando questa finestra mentre le altre stavano scoppiando, divorate dal fuoco. Un rogo che ha devastato veramente tutto, facendo crollare parte del soffitto nel salotto. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo, probabilmente morto per soffocamento prima che per le ustioni. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare in gran fretta nel cuore della notte e sono rimasti all'esterno fino alla mattinata di oggi, quando sono terminate le operazioni dei soccorritori. Nessuno di loro ha avuto bisogno delle cure dei sanitari presenti sul posto. Il fabbricato è perfettamente agibile, non c'è nessun tipo di problema per i risiedenti e niente, adesso stiamo attivando tutte le procedure, quello che serve. Però ci sono 2 appartamenti inagibili? Sì, sono 2, uno quello che ha causato il danno e quello soprastante del terzo piano.
Lino Rossetto era molto conosciuto nell'ambito dello sport iesolano, in particolare il basket, che aveva rilanciato dagli anni '80 fino alla fusione con il San Donà. Poi dopo 30 anni Rossetto si era lentamente defilato, concentrandosi nell'attività di ristorazione per alcuni alberghi della zona che condivideva con il fratello. Andiamo adesso a Belluno. Nel bellunese, dove nelle 24 ore si sono registrati 63 casi in più di contagio da coronavirus, è uno dei dati più alti in Veneto sia in termini relativi che assoluti. Dall'inizio dell'emergenza sono 967 i casi di contagio nella provincia dolomitica, dove sul fronte politico istituzionale si riapre la partita delle grandi concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029. La provincia chiede il totale della quota di energia spettante sul modello di Trento e di Bolzano. Il Vajont ce lo ricorda ogni giorno cosa vuol dire lo sfruttamento idroelettrico. La provincia di Belluno ha pagato con 2000 morti la sete di potere e oggi non è più tempo per restare a guardare impassibili all'ennesimo scippo che di qui a poco potrebbe concretizzarsi. Avvicinandosi a questa data di scadenza c'è bisogno che la provincia di Belluno sia riconosciuto il 100% di quello che è il valore di questa importantissima risorsa, quindi noi battaglieremo su questo. E dunque la partita delle grandi concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029 sarà l'obiettivo dei prossimi anni. Non è una priorità per l'immediato, visto che dovremo affrontare prima di tutto le necessità delle famiglie e delle imprese per superare lo shock economico provocato dall'emergenza coronavirus, spiega il presidente Padrin, che commenta fuori di polemica la proposta discussa alla Camera di un emendamento del PD al disegno di legge Cura Italia che riapre il tema delle grandi concessioni idroelettriche e che qualche mal di pancia ha già provocato. Mi pare che siamo tutti in linea anche con la Regione del Veneto, la quale poi è in discussione adesso la nuova legge, che mi auguro possa assicurarci e garantirci questo importantissimo introito in prospettiva futura. L'emendamento del PD dice che alle province montane deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive regioni una quota da stabilirsi con legge regionale non inferiore all'80% dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette province montane. L'80%, non il 100%, come previsto dal disegno di legge regionale già approvato dalla Giunta, che ora è al vaglio del Consiglio e che dovrebbe diventare legge regionale entro la fine di questa legislatura. Per l'inquilino di Palazzo Piloni il modello ideale è quello di Trento e Bolzano, dove la gestione dell'intero capitolo dell'idroelettrico è in capo alle province autonome. Noi abbiamo messo come modello ovviamente ideale quello di Trento e Bolzano, ma diciamo che quello che ci interessa a noi è che sia messo nero su bianco, che il 100% ci venga riconosciuto. Feltre oggi ha salutato con gioia la riapertura del mercato settimanale. Sono atti che aiutano a tornare alla normalità, dice l'assessore Irma Visalli. Passi adeguati verso la normalità. Dopo lo stop totale ai mercati settimanali, anche Feltre si è presentata puntuale ai blocchi di partenza nella consueta collocazione, con un discreto afflusso di cittadini che hanno potuto riappropriarsi della quotidianità perduta. Il mercato era comunque un atto che noi ritenevamo quasi dovuto ai cittadini, ai commercianti che come i propri colleghi hanno il diritto di esercitare la propria professione, ma anche per i cittadini che trovano nel mercato stesso un'offerta magari diversa, un rapporto con il proprio commerciante di fiducia che viene una volta alla settimana. Un segnale importante reso possibile dalla messa a punto di un piano straordinario a cui si sono dedicati i tecnici del Comune di Feltre, ma anche la Polizia Locale, le stesse associazioni di categoria e la Protezione Civile, che garantisce sempre che vada tutto bene. Un piano che prevede regole per la sicurezza sia dei commercianti che dei cittadini che ne vogliono usufruire e che si sono assunti la responsabilità di rispettare le disposizioni. Transenne a delimitare gli spazi tra uno stallo e l'altro in una condizione sicuramente diversa, tutti muniti di mascherine e guanti, ma con uno stato d'animo che all'occhio della telecamera è apparso di rinnovata gioia. Crediamo che siano quelle cose che aiutino a ripensarci e a rivederci nella normalità che, seppur certa, deve ritornare piano piano.
Da Feltre a Pieve di Cadore, dove Giulio Trillò è il nuovo direttore del SUEM 118 dell'Urs Dolomiti, 58 anni, nato a Trieste, residente a Udine. Il dottor Trillò arriva dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine, dove dal 2015 al 2018 è stato responsabile e facente funzioni della centrale operativa 118 di soccorso e dal 2018 responsabile della struttura semplice dipartimentale di eliambulanza regionale. È membro del CREU, il Comitato Regionale Emergenza Urgenza, del gruppo ristretto di lavoro deputato alla predisposizione delle pianificazioni di emergenza esterna su nomina della Prefettura di Udine. Adesso la nostra rubrica Bimbi in TV. Stasera vediamo i video con protagonisti Chiara di Paese, Emanuele e Jennifer di Musile di Piave, Erika da Urbana nel Padovano, Filippo di Fanzolo di Vedelago, Nicole di Vedelago e Noemi di Gardigiano di Scorzè. Vediamo. Ciao a tutti, ancora e ancora. Questo è il risultato. Il dolce alle fragole. Se volete potete mettere anche 2 foglioline, ma noi non le abbiamo messe perché forse è meglio di no. Ma mettetele quando volete. E buona quarantena. Ciao, baci. Stai lavorando? Se anche voi ci volete documentare la giornata dei vostri bambini, mandateci i video con Bimbi in TV via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini che potranno così diventare energia per tutti quanti noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna ad influenzare il tempo. Mercoledì 22 aprile sarà una bella giornata di sole. Vediamo il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto splendida giornata soleggiata un po' su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con tempo generalmente asciutto e ventilato in pianura e sui rilievi, ma soprattutto sulle aree costiere. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 22 all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli, Venezia e Giulia, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 12 gradi, massime oscillanti invece anche qui tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque e cielo velato. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime invece fino a 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.